conoscendo per nome il lievito madre, siamo andati a scoprire cos'è questo lievito madre, approfondire la ricerca sul lievito madre, e abbiamo iniziato 7-8 anni fa a lavorare con il lievito madre, che attualmente da un prodotto in pasticceria e un prodotto in panificazione. La pasticceria l'abbiamo completamente sostituito come al lievito di birra, e nella panificazione abbiamo una buona parte di lavorazione con il lievito madre. Dopodiché, dopo questo passo, la nostra costante ricerca, perché come filosofia aziendale siamo in costante ricerca, sia a livello abbiamo un'amica abbiamo la fortuna di avere un'amica che è una tecnologa alimentare, tra l'altro da poco ha depositato un marchio, un brevetto sul lievito madre per celiaci, per cui, e ha anche papà che è un noto pasticcere, Rolando Morandini, sicuramente avete avuto modo di sentirlo, e abbiamo approfondito, continuiamo a approfondire dei lavori nuovi, dei prodotti nuovi e delle sostituzioni. Oggi siamo arrivati a sostituire il sale. La cosa che noi principalmente nel pane stiamo cercando è quella di sostituire il sale, forti del fatto che il sale, secondo tutti, è un prodotto che crea molti problemi, per cui l'idea era quella di sostituire il sale, e siamo andati alla ricerca di, innanzitutto, l'idea era partita di sostituire il sale con la salicornia, che è un'alga che nasce nel Mediterraneo, che sicuramente avrete sentito parlare. Molto difficile, la cosa che noi vogliamo fare è quella di trovarla fresca, che è molto difficile da trovare fresca perché soprattutto i pescivendoli evitano di commercializzarla per una questione di contatti con il pesce crudo. E da lì, conoscendo Luca mi ha presentato, mi ha fatto conoscere la spirulina. Quindi qui Luca mi parla di questa spirulina e mi dice: guarda, è un'alga molto bella, molto bella sotto l'aspetto tecnico, perché comunque contiene il 71% di proteine. Quindi qui Luca mi dice contiene il 71% di proteine, e mi si apre una lampadina. Per noi le proteine, nella lievitazione della pasticceria, nella produzione di lievitati in pasticceria, sono molto importanti. Appunto, lavorando con il lievito madre abbiamo bisogno di proteine per poterlo far lavorare meglio e nutrirlo in maniera adeguata per sostenere la lievitazione e la fermentazione, che nella pasticceria è molto ricca di grassi, per cui abbiamo bisogno di una fermentazione buona. Siccome essendo un'alga, assaggiandola anche abbastanza salata, abbiamo deciso di utilizzarla anche nella panificazione. Ecco che noi comunque siamo all'inizio dell'utilizzo di questa spirulina, che però ci sta entusiasmando in maniera forte, tanto che la panificazione, già noi con il lievito madre, lavorando con delle farine macinate a pietra, farine tipo 1 o comunque integrali, e se integrali la farina integrale che noi andiamo a utilizzare è una farina ricca per forza di cose di fibre, di sali minerali, e dentro c'è anche del germe di grano, per cui è una farina molto gustosa. Ci permette di lavorando con il lievito madre. Anche il lievito madre dà dei sapori, avendo un bouquet molto aromatico, molto profumato, dà dei sapori molto buoni al palato, che vanno a soddisfare quello che è anche la mancanza di sale nel pane, no? Perché se noi andiamo a mangiare un pane fatto con una farina tipo 0 senza sale, abbiamo un pane sciapo. C'è chi è abituato a mangiarlo, però il 90% della popolazione, soprattutto qui nel Veneto, mangia il pane lo deve mangiare con almeno, diciamo, una linea media di utilizzo del sale nella panificazione al 2%. Quindi noi andiamo a lavorare, andiamo a produrre un pane
con lo 0,5% di sale, e questo è già un evento straordinario, perché se parliamo che la popolazione media qui nelle nostre zone dove comunque noi siamo presenti ha bisogno di sentire un 2% di sale del pane finito, del prodotto finito, l'abbiamo abbassato del 75%, cioè è un numero altissimo, per cui nella qualificazione questa cosa ci ha soddisfatto in maniera particolare, senza contare che andiamo a soddisfare anche per chi è attento a un'alimentazione, come parlava prima il signor Odillo, un'alimentazione magari ricca di proteine e via dicendo, può mangiare un pane dove dentro c'è una forte presenza di proteine, dove negli altri pani, diciamo, tradizionali comunque che manca questo prodotto, non c'è assolutamente. Parlando con mio fratello che è presente, che lui è il pasticcere, io sono qualificatore, e ci siamo avventurati nel cercare di produrre questo dolcetto che noi abbiamo dato il nome Tex Coco, che deriva dal lago da dove è stata scoperta, e c'è la produzione, c'è la spontanea produzione, la nascita, ecco, della spirulina, che è un lago salato, alcalino, sì, molto alcalino, in Messico, no? E abbiamo deciso di dargli questo nome. Ecco. Non soddisfatti di questo, allora ho detto, proviamo a togliere anche il burro, perché comunque oggi purtroppo ci sono molte persone intolleranti o addirittura allergiche, al di là della celiachia, che per noi è un problema abbastanza grosso su un aspetto nostro aziendale per i prodotti. Andiamo a togliere quello che sono gli allergici alle uova, che anche di questi c'è una forte presenza, e andiamo a togliere anche chi ha dei problemi con i latticini. Andiamo a togliere il burro. Per togliere il burro dobbiamo utilizzare un altro grasso, e per il primo grasso che ci è venuto in mente è quello di utilizzare l'olio di oliva extravergine. E siamo andati a togliere le uova con la spirulina, siamo andati a togliere il grasso. L'idea, non ci manca tanto, è quella di arrivare a fare un prodotto sfogliato sempre senza burro. Questo è un po' il nostro